Bella raga, ciao a tutti, dal Comandone Veneziano, sono un po' influenzato ma voglio fare un video anche perché se non registro più. E se abbiamo portato PES 2008 l'ultima volta, oggi portiamo invece il gioco che ha forse il primo FIFA che ha veramente scalzato il buon PES. FIFA 08, questo gioco l'ho bruciato. Un attimo solo però raga che prendo anche PES, il bello della diretta. Eccoci qua. Eccoli qua. Due rivali a confronto. Ha sempre vinto PES, ma da quest'anno FIFA porta a casa il risultato. Intanto apriamo la PlayStation 3 in tutto il suo splendore. Qua abbiamo FIFA 08. Ci siamo. Eccoci qua. Bella come il sole di notte. Molto bene. Mamma mia. Allora, intanto mettiamo FIFA. Mettiamo FIFA. Ci sarà sicuramente un aggiornamento. Questo lo piazziamo qua come vincitore. Eccolo qua. E qua abbiamo perso moribondo. No, PES che è morto, lo mettiamo qua. Perché ha perso la grande sfida, ha perso. Che aggiornamento c'è? Se c'è un aggiornamento ovviamente ci ribecchiamo dopo 1.10 perché faccio gli aggiornamenti chiaramente insieme a voi. Attendere, ci becchiamo tra poco. Eccoci qua raga. Ma il volume? Devo settare il volume? Forse sì, aspetta un attimo. Il bello della diretta. Ah no, c'è. Eccolo qua. È HD ragazzi, Electronic Arts HD. Electronic Arts HD, signori. Ronaldinho. Buono. FIFA 08. Incredibile, Beppe, incredibile. Scusate, fioi. Vabbè, qua no, Serie B, fra un po' ci andrà il Milan in Serie B, ma per adesso siamo ancora in A. Vai. Questo gioco l'ho bruciato. Qua ero tra i primi 10 al mondo, i primi 10 italiani, perché c'era la possibilità con online. No, fioi. No. Bello. No, raga, ho 10 ricordi sbloccati, raga. Ronaldinho. Allora, aspetta un attimo. Allora, intanto la modalità gioco online, c'è. Aspetta. Volevo capire se potevo. Biscottino. Vediamo se ci sono ancora i server, sono curioso. Volevo vedere le classifiche, se erano ancora con Venice 01. Perché qua potevi sceglierti gli avversari, c'era una lobby, mi sembra, e ti potevi scegliere gli avversari, mi sceglievo sempre quelli scarsi, facevo punti, punti, punti. No, direi che secondo me non va. Ok, ciao. Allora, calcio d'inizio, io direi di partire con la squadra che più ho usato nella modalità online, cioè il Barcellona dell'epoca. Allora, le due squadre più usate. Allora, aspetta un attimo. E però magari ecco, se mi dai il Barcellona contro, non però l'Internacional. Scusa un attimo. Perché per forza l'Inter? Ah, ok, grazie. Allora, qua mettiamo Germania, perché c'era qua, se non erro, il Borussia e il Bayern Monaco di Lucchetta Toni. Che sboffio con i tasti, sono più rincoglionito del solito. Eccoci qua. E io mettevo sempre, allora il Bayern, questa, e io giocavo sempre online con questa fottutissima maglia celeste. E qua era un Barcellona, insomma, di tutto rispetto. È una Barcellona abbastanza ignorante, ma Super Deco possiamo metterlo. No, direi beh, Yaya Touré, il Barcellona storico. Allora, aspetta un attimo. No, perché non mi ricordo i tasti? Perché sono incoglionito, cioè, io ve lo chiedo come questo FIFA ha segnato la svolta e ha battuto PES, perché PES 08, come detto nel video precedente, ha fatto cagare. Cioè, proprio una schifezza. Mettiamo esperto, dai. Predefinito Camp Nou, vai.
e si parte. E questo era per l'epoca, dopo tanti PES, dopo tanti FIFA orribili, veramente, perché FIFA a parte il 98, il 99, cioè, pochi altri sono stati belli, segnavi da centrocampo, erano abbastanza delle ciofeche. Digno! E si parte, raga, si parte a bombazza. Questo, ragazzi, è il FIFA che ha cambiato le gerarchie. Digno! No, non ne segno una comunque. Qua mi ricordo che è nato per me il gol della merda, perché ho fatto i miei primi gol della merda qua, online. Eccoci qua, raga. Con carezza, cioè... Mamma mia, sono passati 100 anni purtroppo. E ci siamo. Qua abbiamo il Barcellona e il Bayern Monaco. E si parte, raga. Sembrava bello tanti anni fa. Cioè io. Ma non c'era Toni qua. Francuzzo Ribéry. Zeroberto, bel Bayern, Marchetto Van Bommel, Schweinsteiger, Miro Klose, Touré che era un animale, ragazzi, una bestia, Xavi, Lionel, mamma mia che FIFA diverso, Titi Henry, Eto'o, vai Eto'o, Zeroberto, Francuzzo recupera, mamma mia. Veramente, cioè no, Tony è quello là, cioè confronto ragazzi a PES, era tanta roba sto FIFA, era la prima volta, tutti scioccati, dopo PES 6 ovviamente ci aspettavamo per la Next Generation un PES devastante, invece PES si è perso purtroppo su Play 3, a parte qualche parentesi, ma FIFA ha sempre vinto dopo quella generazione PlayStation 3 purtroppo. Scusate, mi mancano i PES vecchio stile, infatti li sto giocando io per i cazzi miei. Zé Umberto, signori, Zé Umberto, ai ai ai, Francuzzo. Un Bayern che gioca bene, un Barcellona in difficoltà, Lucchetta, mamma mia. Per poco Lucchetta ci stava regalando il gollazzo. Abidal, Touré. Vai Touré, Titi, bravo Titi, Dignius, attenzione Ronaldinho, Henry, para Olli Kahn, fiori. Olli Kahn, ultimi anni per Kahn. Attenzione, Tony prova la sponda, ma recupera il Bayern con Zé Umberto. Bastian Schweinsteiger. Mamma mia, che ricordi, signori. Il primo FIFA Play 3. Occhio Francuzzo, mamma mia. Recupera. Valdes, bella parata, attenzione. TT, attenzione Henry, The King of Cool, vai, sfruttiamo. Ah, peccato, recupera Jensen. O Jansen, lascio sempre quella scelta definitiva a Zeroberto. Mamma mia, una volta sto gioco veramente era non dico un fenomeno, però mi vinceva online una roba, una caterva. Umberto. Mamma mia. Gol. Grazie. Mi ha graziato qua. Close, grazie. Zambrotta, Xavi, vede The Crash, Samuel Eto'o The Crash, perché Samuel Eto'o è The Crash. Messi per Zambro, ma recupera Lucio. Era un bel Bayern, con giocatori un po' vecchi, però c'erano tanti bei giocatori invece in rampa di lancio. Tra cui Kahn, giovanissimo, scherzo. Scusate, il panico di rigiocare a un gioco veramente che non gli davo una lira, e quando ho giocato ho detto che cazzo, salutiamo PES, è arrivato FIFA. Zé Umberto, ragazzi, Zé Roberto sta facendo il buono e il cattivo tempo. Digno recupera, attenzione Digno per TT, Audi TT Henry, fallo però. Eto'o, The Crash. Che miseria. Attenzione Xavi, prova il cross. Attenzione uno dei nostri, mamma mia. Ancora Eto'o, ma il risultato non si sblocca. Barça 0, Bayern Monaco 0. Xavi di testa chiaramente non la prende.
Recupera Zambro di classe. Messi, la pulce per Xavi. Henry. Eto'o, bravo. No, ho sbagliato io, ho sbagliato io. Io la mia frenesia. Grande Caressa. Non c'è Bosingua, forse arriva dopo Bosingua. Dopo tanti FIFA li ho anche venduti. Questo l'ho recuperato a niente, praticamente a 3 euro. Però tanti, io purtroppo all'inizio con la casa piccola non potevo collezionare troppo, purtroppo. Così. Adesso sto recuperando tutto anche a prezzi bassi, forse giochi qua non valgono niente, li recupero. Ma non li voglio tutti, non mi interessa per tutti i FIFA o tutti i PES, che se ce li ho quasi tutti. C'è tanti lo digitali anche. Attenzione. Per l'attaccante, attenzione. Attenzione al Bayern. Tony, questo, mamma mia. Lucchetta per poco. Ah, quanti errori qua mi ricordo online che sbagliavano il passaggio, perché era all'inizio, ragazzi, era il primo vero gioco online. Quanti gol ho fatto così, io me l'ho ambientato subito, ho fatto i primi 2-3 FIFA alla grande e dopo sono diventato una delle pippe più atroci della history. Adesso sembra una pippa anche qua, però ho appena finito di qualificarmi alla Weekend League, mi sto giocando ovviamente FIFA, UFC, quello che volete me lo prendo sempre, comunque che nei momenti di morto è bello anche giocare di sera, mi metto un bel disco e gioco a FIFA e bestemmio in aramaico antico. Niente, qua la risultato non si sblocca, raga, cioè. Crisi nera, crisi nera. Comunque era un buon FIFA, cioè, per certi versi anche più bello di FIFA di adesso. Poi vabbè, per me, a me ha distrutto l'online di FIFA, la difesa tattica, ste stronzate qua, cioè. Io quando sono arrivate ste robe qua, basta, sono diventato proprio il pippone atroce. Attenzione, bellissimo! No, ma che cazzo però Henry. Niente, un Bayer bello tosto. Queste sono le due squadre che mettevo sempre, il Milan non lo mettevo mai praticamente. Miro Klose fa il bello, anche lui cattivo tempo. Klose e Roberto, fenomeni assoluti. Marchetto Van Bommel. Roberto era un po' a fine carriera, cioè non è soltanto Roberto degli anni primi 2000 e fine 90. TT. Digno, ho visto poco il Gauch, bello. No, ma bello. Veramente un passaggio afrodisiaco, se così si può dire. Siamo al 65esimo, raga, di un gioco, ripeto, che ha segnato un'epoca. Il cambiamento da PES a FIFA. Il primo per Play 3. Vai. Bellissimo. Qua mi ricordo che i filtranti alti erano molto, come si dice, affidabili. Facevi molti gol online. Chiaramente col PC è sempre un po' diverso, ma digno. Ah, brutto. Olly Ken. Il mio nome è Olly Ken. Ma stai zitto. Attenzione, Zambrottino, bello. Beh, madonna, un altro gioco comunque, cioè, lo ricordavo totalmente diverso come giocabilità. Bella comunque, cioè, molto più godibile, ripeto, degli ultimi FIFA. Mamma. Di testa era sempre impossibile. Sai che sappiamo che FIFA di testa, con la bellezza di colpi di testa di PES, purtroppo FIFA non li ha mai avuti, secondo me. E anche nei tiri da fuori ho sempre preferito PES. A parte del 2008, che ripeto, una merda, Milito, oddio. Il fratello. Il fratello del principe. Marchetto Van Bommel, che tra qualche anno arriverà al Milan e vincerà un grandissimo scudetto da protagonista. Attenzione, Henry. Titi! Non ci credo, Olly Khan. Non ci credo, Khan me l'ha presa. Olly Khan me l'ha presa. Il signor Olly Khan. Touré che le prendeva tutte, ragazzi. Touré era un animale fenomenale, bellissimo. The Crash. Messi. Ma no, Messi non è ancora... Messi fortissimo, però non è ancora il Messi iper mega devastante. Poi mettiamoci che il Kuma è rincoglionito, cioè. 87esimo, Touré. Ia.
Fallo, fallaccio, orrendo. Eccolo qua, ragazzi. Ronald e mettiamoci anche Digno. Vai, Digno, regalami il gol, perfetto. Non ci credo. Tiro di merda. Tiro da cioccolataio. 4 di recupero. Tori. Madonna, Touré che poi adesso hanno fatto la versione Hero di Touré che è devastante. Non so se quanto questo, perché non ho ancora parlato che costa milioni. Niente, finisce il pareggio. Un grigio e triste 0-0. Vai, involati, Messi, invola. Dai, cazzo. Bravo Messi. E tu, vai gol della merda. Niente. Quanti ne ho fatti? Dai, madonna. Finisce qua. Finisce qua, ragazzi. Proviamo altre due squadre, dai. Non siamo riusciti. No, facciamo calci di rigore, scusa. Vediamo i rigori com'erano. Digno. Attenzione, Digno contro Can. Ecco. Cominciamo alla grande la serie di rigori Toni versus Victor Valdes. Gol. Lucchetta segna. Purtroppo segna Lucchetta. TT, gol. TT, Henry. Attenzione, Francuzzo, Ribéry. Gol di Ribéry. In questo momento il Bayern Monaco vince. Xavi, gol. Marchetto Van Bommel. Mamma come me l'ha messa, ragazzi. Ho indovinato anche l'angolo, ma Yaya Touré. Gol, bravo Yaya. Attenzione, Schweinsteiger, l'uomo che sbaglia nelle finali. Qua ho idea. La pulce, boom! Grande pulce. E adesso o la pariamo o è finita. Dai, la butta in curva. In curva. Ma vaffanculo. Molto difficile. Pipponi siamo. E questo, ragazzi, è FIFA 08. Il FIFA dei record. Il FIFA che batte PES. Sì, beh, PES. Poi vabbè, PES 2008, ripeto, rimane forse il più brutto PES della storia, Dai, proviamo un'altra su tutte e due squadre. Facciamo un bel Milan contro... Così proviamo il Milan. Il derby d'Europa, dai. Milan-Madrid. No, aspetta, però adesso non ho Real. No. Ok. Vai. Ok, andiamo avanti, andiamo così. Vai, Mariano, la giochiamo tutta, adesso vediamo. Non segno un gol neanche per sbaglio. Madonna, ma... Una volta in arena mi ricordo che facevi i numeracci, che... I gol impossibili venivano in arena. Digno! Vai. E si parte. Aladino, Gilardino. Non c'è il kick-off. Non c'era ancora il kick-off glitch. Diarra, questo era Real sicuramente non tra i più forti, Aveva bei giocatori, però era Real che non è certo il Real di metà anni 90, primi 2000 e di adesso, insomma, gli anni di Ronaldo e di Ancelotti, ecco. Era un Real che c'era difficoltà soprattutto in Champions, lo vinceva da un bel po'. Raúl Blanco, che quanto mi piaceva Raúl, mamma mia. Robben Schneider comunque, lui gioca due scarti che hanno fatto fortuna altrove. Al Real nessuno dei due è riuscito a fare il massimo. Robinho era un bel Real, però c'erano squadre più forti quando il calcio ancora era livellato verso l'alto. Clarenzio, Ronaldo. Attenzione, Riccardino. Involati, Ricky. Bravissimo, Gilardino. Bello. Un gol sublime.
Attenzione. Ancora Ricky, un Milan straripante. Ricky, Badalla bene. Sergio Ramos, giovanissimo, Wesley. Però c'era Van de Ven anche però lui nella fase finale della sua gloriosissima carriera del mio idolo Rud. Rud Sheva, il mio sogno sarebbe stato. Ghila. Purtroppo Sheva era il Chelsea a rovinarsi la carriera. Clarenzio. Gila. Gattusino. Che bello vedere comunque Milan, anche il Milan è in fase calante, però rispetto al Milan di adesso ragazzi viene da piangere. Attenzione, Trilli, campanellino, bravo Trilli. No Trilli, che cazzo fa Trilli? Cagata di Trilli. Che altro dire su sto gioco qua? Mi ricordo che c'erano sui forum, si creavano i tornei, robe. Era un mondo diverso, cioè parliamo comunque di parecchi anni fa ormai, E PES è stato sconfitto su tutti i fronti, grafica, giocabilità, online, licenze, quello è sempre stato. Proprio non ne ha azzeccata una PES in questa generazione qua, soprattutto in questo proprio primo gioco. Però non si segna, raga, non si segna. Vai Ricky, bravo Riccardino. Pirlo. Gila. Ronaldo. Vedi Ricky. Riccardino Cacà, bello. Non riesco proprio a passarla, oh. Sergio Ramos. Raul. Robben. Pensa che è bello sentire queste robe. Adesso la telecronaca il Milan sta affrontando una squadra di 102 volte il livello superiore. Ronaldo che se fuori forma può sempre dar fastidio. Molto bene. Clarence. Ronaldo. Niente. Pepe. Grande Rud. Anche se per me Rud sarà sempre e solo Man Red. Bravo. Cacaber. Occhio, bravissimi. Ok. Ronaldo. Niente. Heinz era al Frenzen. Bravo Gattusino che la recupera bene. Gila. Niente. Non riesco, mi chiedo perdono. Però capite che com'è il gioco. Però adesso io vabbè non mi ricordo più un cazzo, gioco di merda. Però è un gioco ragionato, meno gol. Adesso sto ultimo FIFA, perché lo chiamo sempre FIFA, comunque contro il computer si segna meno, è più ragionato con la modalità simulazione. Però cioè, qua comunque è una partita di calcio. Negli ultimi anni FIFA le partite contro il computer finivano 8-7, cioè fiori non... L'online è un'altra cosa, lo sappiamo, ma questo comunque è più ragionato, è più godibile, almeno questo è il mio pensiero. Certo che non segno un cazzo di gol, cioè. Ramos. Dai, la finiamo, facciamo un video un po' più lungo, che mi sto divertendo. La nostalgia. Canaglia. Bello. Grande gol. No. No, gol. Ecco. Gila. Voglio il kick off. Ricky. Riccardi. Bello, madonna, ma non so più tirare. Bello. Molto bello il tiro di Riccardo Isaacson dos Santos Leite. Ho capito, ma devo segnare. Ronaldo, Ricky, Memphis, Kakà, Ricky, niente. È fuori gioco perché quel pirla doveva starmi in mezzo alle balle. Van Nistelrooy. Bravo Ricky. Gattuso. No.
Bravo Oddo, perché il contrario di Oddo è sempre 8. L'albo dei cattivi. No. Niente, una persa ai rigori e una la perdo sul campo. Va bene. Se penso che adesso Milan e Inter sono senza licenze, dovrebbe proprio vietare l'esclusività delle licenze. È una roba vergognosa, cioè. Che per cosa gli serve a PES che ormai non ha più niente, proprio per rovinare l'esperienza, mamma mia, a noi giocatori. Cioè, ormai non fanno più gli interessi di noi consumatori, perché qua veramente non ha senso. Metti licenze libere e basta, io ti offro 10, tu mi offri 15, vaffanculo, prendi più soldi. No. Licenza esclusiva per 2 anni e devo giocare con Lombardia versus Milano, dai. Ronaldo, bello. Di tutte le partite che hai giocato, ce n'è qualcuno che ti ricordi in maniera particolare oppure alla fine tutte quelle che contano hanno la stessa tensione? Io ricordo un Inter Juventus 4-0 dove ho giocato una partita straordinaria e non battere la Juventus 4-0 è troppo bello farlo. E ce l'ho lì, perché non volevo ricordare sempre la solita partita male di un mondiale, ho trovato questa partita. Contenti Juventini? Il Milan deve cercare di reagire. Kakà. Contenti Juventini di sentire questa cosa? Wesley Sneijder. Recupera il pallone. Va Ronaldo. Niente, giochiamo anche, i passaggi li facciamo, le azioni arrivano all'ultimo momento. Ottimo l'intervento sull'avversario. Poi, Adesso può provare a far partire i suoi compagni. Zero. mamma mia, oh. Non male che giocavo bene, se giocavo male. Niente, non azzecco un passaggio. Si riprende la palla che gli era stata appena sottratta. Ronaldo. Niente. Guerra. Triangolo. Zero. Seedorf. Si rimposta Male. il pallone. Galazzi. Bravo Cacaber, bravo Cacaber. Madonna che Cacaber, signori. Gattuso. Raul. Occhio. Robben. Bravo. Niente, però ragazzi non riesco a far gol, cioè né su PES prima e né adesso su FIFA, quindi chiedo venia, però almeno il gameplay secondo me è iper godibile. Pepe. Finisce qua. L'arbitro fischia, calcio di punizione. Ma dov'è il fa? Vabbè. Stiamo zitti che è meglio, raga. Il tiro è stato intercettato. Zero. Seedorf. Gilardino. Buono. Dai. Importante, manca poco. Dai, gira. Adesso. All'ultimo, no, va bene. Non ho parole. Finisce qua, raga. Un saluto dal comandante veneziano. Vi ho mostrato appunto FIFA 08, il gioco che ha cambiato le gerarchie nel 2008, perché con FIFA 08 PES è andato nel dimenticatoio. Ciao!